Storica svolta a Praga, nuovo sindaco della capitale ceca Zdeněk Žib, del partito Pirata, il giovane movimento antisistema nato in internet. A Zenica c'è un alto tasso di tumori nella popolazione femminile, grazie ai medici torinesi nella città bosniaca è stato creato un reparto di oncologia. 6 paesi dei Balcani occidentali premono per entrare nell'Unione Europea. In Puglia è stata fatta una verifica su standard di sicurezza e qualità della giustizia. Un film sul potere, il denaro e i casi di pedofilia nella Chiesa polacca. Clero accende il dibattito nella patria di Papa Giovanni Paolo II. Il premio Sakharov per la libertà di pensiero assegnato al regista ucraino Sentsov, condannato a 20 anni di carcere per terrorismo, accusa poi ritrattata da un testimone. Praga è il nostro covo, esulta Zdeněk Žib. È lui il nuovo sindaco della capitale ceca, l'uomo che ha piantato la bandiera nera del partito pirata sul municipio. Dopo le elezioni e settimane di trattative l'accordo è stato chiuso, governerà il giovane partito antisistema che punta tutto su trasparenza, digitalizzazione, anticorruzione, libertarismo. Con il 17% i pirati hanno portato a casa 13 seggi, un quinto del consiglio comunale. Nella coalizione ci saranno il partito personale di Jan Szyszynski, presidente della circoscrizione Praga 7, i liberali di Top 09 e Stan e i cristiano-democratici. Il sistema ceco è proporzionale anche a livello locale, crisi e rimpasti non sono rari, ma Žib si dice certo di governare 4 anni, 37enne al primo impegno in politica. Nei video della campagna elettorale presenta i suoi collaboratori come una squadra di supereroi. Siamo d'accordo praticamente su tutto, assicura il segretario del partito a Praga e leader a livello nazionale Jakub Michalek. The biggest problems of Prague right now. Il problema più grande è il costo di case e affitti. A Praga non si costruisce abbastanza. Poi ci sono le strade, i trasporti pubblici. Abbiamo il bilancio in avanzo, ma la città non investe. Una cosa può interessare voi italiani. Anche qui lo scorso anno è caduto un ponte. L'amministrazione non aveva fatto manutenzione. Ma se i pirati sono i vincitori, chi sono gli sconfitti? L'elenco è decisamente lungo e comincia con un paradosso, quello dell'ODS, partito storico di centrodestra che in verità a Praga è arrivato primo, 17,7%, 14 seggi in comune. Alexander Bellu, nato in Italia, arrivato da ragazzo in Repubblica Ceca, è uno dei volti nuovi del movimento. Dal suo ufficio di presidente di Praga 3 si dice scettico sulle possibilità della nuova giunta. Questo miscuglio di persone non ha, secondo me, una grande possibilità, una grande chance di poter figurare i 4 anni a Praga. Portare al governo 30-40 persone che non sono mai state membri di qualche partito, ma anche di qualche comune, crea poi per molti anni gravi danni. Sotto la soglia di sbarramento del 5%, gli estremisti xenofobi della SPD e i comunisti per la prima volta fuori dal municipio. Non rimane traccia neanche degli 8 consiglieri socialdemocratici che in città governavano con a no solo quinto. E così veniamo allo sconfitto numero 1, Andrej Babiš. Il primo ministro aveva puntato proprio su una riconferma nella capitale. Devo vincere a Praga, aveva detto alla vigilia, il nostro primo obiettivo, tutto dipende da Praga. A no a livello nazionale nel voto per rinnovare un terzo del Senato ha retto arrivando seconda 13% e la Camera Alta rimane un organo secondario nell'ordinamento ceco mentre non sembrano emergere possibili coalizioni alternative. Babiš è a capo di un governo di minoranza con socialdemocratici e l'appoggio esterno dei comunisti, alleati rispettivamente in forte difficoltà o ormai spazzati via dal panorama politico. Ma non è detto che questo sia uno svantaggio per il milionario leader ceco. Andrej Babiš ha creato un partito basato su se stesso e sul marketing. Questo gli consente a ogni tornata elettorale di spostarsi nello spazio politico. I suoi primi successi sono avvenuti a destra, poi ha governato con i socialdemocratici ed è riuscito a portare via gli elettori della sinistra e adesso non gli rimane altro che giocare la carta del populismo, affrontando in modo intransigente le tematiche dell'immigrazione, contro l'Unione Europea, l'integrazione,
la perdita di sovranità. Nonostante i pirati nel mare, insomma, Babiš rimane saldamente al timone della Repubblica Ceca e così la rotta è sempre la stessa, il sovranismo e l'anti-europeismo del gruppo di Visegrad. È accaduto questo: subito dopo la guerra un gruppo di donne proprio torinesi si sono fiondate proprio in un villaggio tra Sarajevo e Zenica, Breza, e lì si sono resi conto che c'era un alto tasso incidenza di tumori del collo dell'utero, proprio perché le donne erano state un po' abbandonate loro stesse. Hanno cominciato a censirle, hanno messo su un consultorio e da lì è nata l'idea di chiedere ai clinici di organizzare un reparto che potesse accoglierle e potesse curarle. Lino Ciuffreda è il direttore del centro oncologico della Città della Salute di Torino. Racconta così la nascita di un progetto di cooperazione che ha da poco festeggiato i 20 anni, un progetto nel quale la solidarietà si fonde con l'aiuto sanitario concreto. Nel tempo, grazie alla consulenza scientifica dei medici italiani, nell'ospedale di Zenica sono nati prima il reparto di oncologia, poi quello di radioterapia e infine è stata messa in piedi una rete di monitoraggio e prevenzione. Un intervento prezioso. Il cantone di Zenica, con i suoi impianti siderurgici, può essere considerato come la Taranto dei Balcani, una zona dove l'incidenza dei tumori è tra le più alte d'Europa. E ora, grazie anche al sostegno della Regione Piemonte, la collaborazione medica potrebbe estendersi ad altri cantoni della Bosnia-Erzegovina. I nostri pazienti, dico i nostri perché appunto ci crediamo fortemente in questa collaborazione, oggi vengono assistiti in ambienti che sono ambienti assolutamente all'avanguardia, pazienti che possono essere sottoposti alle terapie anche più innovative, con una riduzione significativa delle forme di tumore più avanzate che invece rappresentava un po' la normalità nel periodo in cui abbiamo iniziato l'attività. A sostenere il progetto c'è la ONG italiana Rete, che ha raccolto la sua esperienza in un libro. Nella prefazione, Lidia Menapace, bandiera della resistenza italiana, definisce questo come un chiaro esempio di cosa significhi l'Europa dei popoli. Un esempio insomma da rafforzare, e non a caso in questi giorni una delegazione di medici bosniaci è in visita in Italia per osservare le metodologie di screening adottate dalla rete oncologica piemontese. Molto più della cura, nella lotta contro molte forme tumorali, conta infatti la prevenzione. Il non ammalarci direi che ha un valore assoluto, quindi riuscire a prevenire, riuscire a curarsi prima che gli effetti della malattia siano, diciamo, devastanti o, ahimè, non più controllabili è fondamentale. Insegnamenti molto preziosi, come ci conferma Karim Spajić, direttore dell'ospedale di Zenica. Il risultato più importante ottenuto in questi anni, dice, è essere riusciti a curare i nostri pazienti da patologie contro le quali eravamo indifesi. Senza la cooperazione italiana questo non sarebbe stato possibile. Il governo austriaco non firmerà il patto delle Nazioni Unite sui migranti a causa dei timori sulla propria sovranità in materia di immigrazione e di una possibile cancellazione della distinzione tra immigrazione legale e illegale. La decisione è stata comunicata dal cancelliere Sebastian Kurz e dal suo vice Heinz Christian Strache. Sulla stessa linea di Vienna sono schierate anche la Polonia e l'Ungheria. L'Austria fino al 31 dicembre presiede l'Unione Europea. Passa anche attraverso il riconoscimento di adeguati standard di sicurezza e giustizia l'auspicata inclusione nell'Unione Europea di 6 paesi dell'Occidente balcanico. Albania, Macedonia, Montenegro e Serbia hanno già avanzato specifica istanza, con Bosnia e Erzegovina e Kosovo pronti a fare scelte analoghe. L'Unione Europea ha finanziato specifici progetti tesi a favorire la collaborazione internazionale nell'area occidentale dei Balcani per comuni azioni di contrasto alla criminalità organizzata e terrorismo. IPA 2, compreso nel periodo 2017-2019, ha avuto un momento di confronto in Puglia, a Brindisi, nel corso del vertice a cui hanno preso parte i ministri dell'interno e i capi delle polizie dei 6 paesi coinvolti.
L'Italia, paese di riferimento e co-leader con la Germania del progetto, era rappresentata dal sottosegretario Candiani, dal procuratore antimafia Cafiero De Rao e dal numero 1 della polizia Gabrielli. Da quando è iniziato IPA 2 sono già 18 le investigazioni comuni che sono state realizzate tra il nostro paese e i paesi che aderiscono a questo progetto, e quindi questo a significare, come dicevo oggi, come il metodo del fare per imparare a fare meglio, poi coinvolge i paesi che sono destinatari di questo progetto, ma anche il nostro stesso paese, perché rafforza i vincoli di amicizia, rafforza i vincoli di collaborazione che nel tema della sicurezza sono la condizione, il presupposto fondamentale per garantire la sicurezza in ognuno dei nostri paesi. Il vertice ha messo in evidenza la necessità della continuità operativa sviluppata sinora, velocizzando la trasmissione delle informazioni per fronteggiare terrorismo e criminalità organizzata che dispongono di strumenti d'azione sempre più rapidi e moderni. Condividere le informazioni significa un po' privarsi del possesso delle informazioni. L'importante è non sentirsi proprietario del dato, comprendere che il dato unito ad altro dato ci può dare una conoscenza ampia e consentire quindi di essere più efficaci nel contrasto al crimine organizzato. Standard adeguati a quelli dell'Unione Europea impongono però modalità uniformi. Proprio a Brindisi è stata ribadita, ad esempio, la richiesta del Kosovo di aderire all'Interpol in vista dell'Assemblea Generale di Dubai tra 2 settimane. In Kosovo non abbiamo accesso alle banche dati di Interpol e questo potrebbe favorire eventuali criminali che accedono all'Europa proprio dal nostro paese, oltre alle comprensibili lacune che possono condizionare la sicurezza interna. Ecco perché chiediamo di poter aderire quanto prima all'Interpol. Se il Kosovo lamenta qualche ritardo, l'Albania è sempre più integrata in un modello che potrebbe presto registrare la sua adesione all'Unione Europea. Tra meno di un anno inizierà il negoziato con Bruxelles e sotto il profilo sicurezza e giustizia, come confermato a Brindisi grazie proprio alla collaborazione internazionale, non si registrano anomalie. Il futuro dei Balcani, dell'Albania in Europa. Quindi in questo senso noi non abbiamo dubbi. Sarà in un periodo molto breve, sarà in un periodo abbastanza lungo, dipende tantissimo anche da quello che succederà in ambito internazionale, ma anche da quello che succede all'interno dell'Unione Europea. Una volta che si raggiungono certi risultati, l'adesione è una questione solo di tempo, non è una questione di se, è una questione di quando. Oggi in Polonia i cittadini di alcune grandi città, tra le quali Cracovia e Danzica, votano per il ballottaggio delle elezioni locali. I risultati del primo turno 2 settimane fa hanno fotografato un paese politicamente diviso a metà. Il partito del diritto e della giustizia, guidato da Kaczynski, domina le campagne ma ha subito un tracollo nei centri urbani. L'opposizione ha invece eletto il sindaco già al primo turno a Lodz, a Lublino e nella capitale Varsavia, dove ha trionfato il liberale Trzaskowski. In Polonia è un caso, Klero, film del regista Wojciech Zmarzowski, una pellicola amara che ha infiammato il dibattito politico e culturale nella patria di Giovanni Paolo II. Claire è un racconto sul potere, il denaro, la pedofilia dentro la Chiesa. In una nazione di circa 38 milioni di persone, nelle prime settimane di proiezione a vedere Claire sono stati più di 3 milioni di polacchi. La maggior parte delle persone sa che le scene mostrate nel film sono realmente accadute. Naturalmente nel film la concentrazione di questi racconti è molto alta, ma spero che ciò diventi un motivo di riflessione per evitare che i credenti trattino i preti come dei santi. Sono persone, solo che indossano la tonaca. Claire è stato premiato dalla critica e dal pubblico al Festival di Gdynia. Zmarzowski, per evitare censure, ha girato il film nella vicina Repubblica Ceca. Gli attori, tutti schierati con il regista. Nel film non c'è nulla che possa offendere i credenti che pensano con la propria testa. Esponenti del governo conservatore e moltissimi intellettuali cattolici però accusano Claire di essere un manifesto anticlericale, antipatriottico, addirittura antipolacco. L'Associazione dei giornalisti cattolici ha lanciato un appello per il boicottaggio del film.
Schierato contro il film anche il settimanale Gazeta Polska. Certo, le cose non vanno sempre bene, ma il film si concentra su episodi marginali. La Chiesa è fatta prima di tutto dalle migliaia di persone che servono gli altri con carità. Il film omette tutto questo. Claire ha provocato un sofferto dibattito all'interno della comunità dei credenti. Alcuni intellettuali hanno criticato il conservatorismo della Chiesa polacca. A queste critiche, facendosi interprete del pensiero della struttura ecclesiastica, ha risposto il settimanale di Ziemi. Anche all'interno della Chiesa c'è una quinta colonna, la quinta colonna di Satana, che purtroppo, collaborando apertamente o in modo sotterraneo con i nemici, danneggia il lavoro della Chiesa. Questo bisogna sempre chiarirlo. Tra la gente, inevitabilmente, le opinioni sul film sono contrapposte. Conosco molti sacerdoti che sono persone sante, persone simpatiche, amichevoli e aperte. Non possiamo guardare il film Claire e estendere il suo messaggio negativo all'intera Chiesa cattolica, intesa come una nostra istituzione. È un film molto bello, importante, che spero possa avere un impatto sulle nostre vite. Reazioni contrastanti in un paese dove, secondo l'Istituto per le Statistiche della Chiesa Cattolica, un centro di ricerca vicino alla Chiesa, circa l'85% dei polacchi si dichiara credente e dove il 37% della popolazione la domenica va regolarmente a messa. Il 31 ottobre la Slovenia ha festeggiato la giornata della Riforma protestante per ricordare la pubblicazione delle 95 tesi di Lutero. I protestanti, che predicavano la parola di Dio nella lingua del popolo e non in latino, con la traduzione della Bibbia codificarono la lingua slovena scritta, un atto fondativo della nazione slovena. Il pastore evangelico di Lubiana, Geza Fila, ha invitato i protestanti e tutti gli sloveni ad essere liberi e responsabili verso se stessi e verso gli altri per garantire i diritti dei più deboli. Dall'indipendenza nel 1991, il 31 ottobre nella vicina Repubblica è festa nazionale. La famiglia del primo presidente sloveno, Milan Kučan, era protestante. Ho l'onore di annunciare che la conferenza dei presidenti dei gruppi politici ha appena deciso di attribuire il premio Sakharov 2018 a Oleg Sentsov. È stato un gesto molto forte quello del Parlamento europeo di assegnare il premio Sakharov per la libertà di pensiero al regista e filmmaker ucraino Oleg Sentsov, lui che la libertà l'ha persa nel 2014 da quando è incarcerato in una prigione russa oltre il circolo polare artico con una condanna a 20 anni per terrorismo, accusa che lui, insieme a migliaia di attivisti in tutto il mondo, hanno sempre rifiutato come pretestuosa. Arrestato nei giorni seguenti all'annessione della Crimea, Sentsov ha affrontato un processo nella città russa di Rostov sul Don, basato esclusivamente sulla deposizione di un testimone che successivamente ha ritrattato, dicendo di essere stato torturato con la corrente elettrica. A maggio Sentsov ha iniziato uno sciopero della fame terminato solo dopo 144 giorni lo scorso 5 ottobre, quando l'amministrazione penitenziaria stava per dare il via all'alimentazione forzata. Il premio Sakharov, un riconoscimento in passato assegnato a personaggi del calibro di Mandela e Dubček, accende un riflettore sulla vicenda di Sentsov e delle altre decine, almeno 70, di ucraini detenuti in Russia dall'annessione della Crimea allo scoppio della guerra in Donbass. Le reazioni in Russia non si sono fatte attendere. La portavoce del ministro degli esteri, Maria Zakharova, ha parlato di una scelta per colpire la Russia. È stata una scelta assolutamente politica e non sappiamo neanche quale sia la motivazione o su cosa si basi, ma non c'è nemmeno bisogno di capire il meccanismo dietro una scelta di questo tipo per avere chiaro che è basata su un approccio politico. La pensa diversamente però Tania Lokshina, direttrice di Human Rights Watch Russia. È estremamente importante questo premio per Sentsov. Speriamo che aiuti ad accelerare il suo rilascio. Sentsov non deve stare in carcere, non ha commesso alcun crimine. Il suo è uno dei casi tipici di manipolazione
manipolazione della giustizia nella Russia di oggi. La sua scarcerazione è richiesta ora con forza anche dall'Unione Europea. Chiediamo che Oleg Sentsov, arrestato nel 2014 e condannato a 20 anni di prigione, sia immediatamente liberato.